facendo ballare la gente, dando un po' di divertimento a tutti quanti. Perché so che tu sei un collezionista di dischi, io sono un amante del vinile, quindi voglio dire, tanto di cappello perché oggi invece si va molto sempre solo sul digitale, non sbaglio? Ah, guarda, la nostra generazione era la generazione del concreto, della realtà. Il disco è bello vederlo, toccarlo, sentire, levare quel poco di polvere da sopra e metterlo sui piatti. Anche se stasera ho lavorato col digitale, però con controlli non totalmente manuali. Allora, Renzi, ma so che tra l'altro non è che sei stato soltanto in controllo, nell'anno hai gestito anche dei locali. Sì, ho avuto delle piccole parentesi tra amici, 1982 discoteca Il Triangolo, via Pietro Castellino, facevamo il pienone ogni sera. Soltanto che un giorno vennero la polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, Equitalia non esisteva ancora, ci chiusero e finì la storia. Allora un applauso all'Equitalia! È una grande colpata, infatti non so perché era applaudito, non lo so. Sai, Napoli ha un sacco di energie positive, bisogna credere in questa città, in questo popolo. Ho una maglietta, se vedete bene, Briganti. Infatti stavo per chiedere proprio che cosa significasse questa, te la guardavo poc'anzi. Perché il potere ci vuole schiavo, invece noi diventeremo briganti per il riscatto della nostra terra. E questo era Roberto Natale! Anche io c'ho tanta energia!